Insight, ricerche e istruzioni in accademie, è un programma che nos mostra ciò che si intende quando si fa di ricerche in diversi settori dell'università, sia di umanistici che scientifici. Die per spuntadis o la rina cognossi ricercatori e ricercatori dell'Università del Friuli. E saranno loro a mostrarnos l'importanza dei loro studi, dai traguardi che hanno arrivato ad ora a conquistare e dagli obiettivi che hanno tagliato per l'avenire. Tina passò un pecchiarnie in monte, in Talviart, perché l'Università del Friuli è in realtà che non resta stirata dentro dei sossedis, ma che c'è le relazioni col territorio. E proprio te, fevelante di questo, ossia in compagnia di Ivana Bassi, ricercatore di economia agraria e di sviluppo rurale e quindi più anche docente di diversi corsi di laurea, che di diversi anni e da ora portata in avanti dai progetti di sviluppo sul territorio. Buondì professore. Buondì Serena, buondì. Sì, come che tu hai detto, ho insegni alle nostre università, ho insegni economia dell'azienda agraria ai studenti della laurea triennale in scienze agrarie e ho insegni anche politica agraria e sviluppo rurale ai studenti della laurea magistrale in scienze e tecnologie agrarie. Ma non fai come questo, come che tu hai detto tu, fai anche ricerche. Sì. Dunque un rapporto, un lavoro stretto con i studenti, ma come vi ho detto, per questa nostra intervista ho inserito un posto che non è proprio che il classico accademico. Sì, non è l'ufficio. Direi di no, perché di spesso è impegnata proprio sul territorio. Sì, perché negli ultimi anni mi dedico di più a progetti che riguardano le montagne e progetti di sviluppo locale, sviluppo delle montagne, anche delle nostre montagne, e lo faccio insieme ad altri colleghi che si occupano delle stesse tematiche. Ho vendito ossin in Talviart, ma mi pare che uno dei progetti che si è da ora portato in avanti è proprio peat al bagno in tal bosco. Sì, è un progetto che sto coordinando proprio in questo periodo e si chiama Forter sta per Forest Therapy, che è l'inglese di terapie forestali. E con questo progetto noi vogliamo far conoscere le terapie forestali, i benefici di queste pratiche di frequentazione dal bosco, dall'à in bosco in un cermut, sulle salute delle persone, sulle malattie respiratorie per esempio, o anche su problemi legati all'ansia, alle depressioni. Ecco. E sono tante le casistiche oramai studiate dal punto di vista scientifico. Ecco, noi vogliamo importare queste esperienze anche per opportunità che le terapie forestali può creare dal punto di vista o disegno socio-economico. Quando le int e va in monte in che scaschi per curarsi, ha bisogno di stare un certo numero di giornate, un certo periodo, e quindi ha bisogno di dormire, ha bisogno di mangiare e magari anche di fare altri. Ecco dunque che i servizi qui possono diventare opportunità di lavoro e io spero che lo diventi, in particolare soprattutto per i giovani, quindi giovani che accompagnano le enti in monte, in tal bosco, che gestiscono un agriturismo, un bed and breakfast, che usano i prodotti locali per preparare di mangiare ai loro ospiti, che organizzano anche visite guidate ad esempio e così via. Quindi terapia forestale che fa bene per la salute ma che fa bene anche per il sviluppo del territorio.
della terapia forestale è uno dei tanti progetti che si da ora portando in avanti e che hanno il loro cur in Temont. Sì, perché un altro progetto, ad esempio, che in Sciarad l'anno passato, è un progetto che ha un bel titolo, secondo me. Passo passo, che sta indicato in particolare da Passo di Monte Croce Carnico a Passo Pramollo, ma vuol dire anche i pass per la in monte, i pass in te vite. È stato un progetto che è anche questo un Interreg Italia-Austria, che ha coinvolto le comunità di Paular, Muece, Pontebbe e di che altre bande dal confine in Carinzia, Ermagor e Mauten e l'Università di Udin. Ecco, con quel progetto lì ho voluto far conoscere migliore le tante sbielecce di quel territorio che per noi le chiarni, ne par di chiarni, ecco. C'è vuole di che sta l'uldi le plantes, gli animali, ma l'uldi anche le smalghes e le altre attività produttive, all'uldi le reti sentieristiche, i trois che una volta venivano usati per lavoro, per spostarsi e che diventi un'occasione di turismo, escursionismo, ecco, le storie alpinistiche di quei lux qui. Quindi ho voluto far conoscere tante di queste sbielecce. L'ho fatte coinvolgente il territorio, in particolare le scuole, quindi con le scuole di che i comuni che hai dite prima, e abbiamo fatto delle attività in ambienti, in la sfura, chiamina, con i frus delle scuole, i loro insegnanti, e un'altra attività che ho fatto, ho realizzato dei video che vuoi descrivi a manco una parte di tante sbielecce, dai time valors di che aree. Professore, questi progetti di ricerca troppo importanti il lavoro di squadre e soprattutto il contatto e le relazioni con realtà di fuori dal Friuli. È tanto importante perché è un modo per scambiare conoscenze e per portare avanti ben i progetti. Infatti in quel periodo che io sono coinvolta in un progetto che è cominciato proprio quest'anno, a giugno di quest'anno, è un progetto nazionale e sono i cosiddetti PRIN, e è un progetto che porta un bel titolo, che è Le montagne dentro la montagna, e è coordinato dal professor Pascolini, che è un professore delle nostre università. L'obiettivo è che di studiare cambiamenti economici, sociali e anche ambientali che hanno caratterizzato le nostre montagne. Quindi la Rina Violi c'è che le succedute, e dunque c'è che si può prevedere per il futuro. E in quel progetto qui io mi occuperai soprattutto di agricoltura di montagne, c'è che le cambiate, i giovani se le agricolture, c'è che l'ULD fa agricoltura in montagne e c'è che il Podares di un domani fa agricoltura in montagne. In compagnia dal storico Claudio Lorenzini, che di Agnorum ha collaborato con l'Università dal Friuli in tanti progetti di diversi settori accademici. Buondì Claudio. Buondì. Continua allora, perché sono venuti proprio qui? Qual è un motivo? Ma siamo davanti alla pleve di Santa Maria o di San Laurenzo di Tomiec, ma siamo per Zoretianive. È una vecchia pleve, come cande tante sinchiarnie, e è un posto significativo per c'è tanti argomenti che riguardano la storia della Chiarnia. Io da anni che ho lavorato, che ho collaborato con l'università, ho dato ora di diverse robe. Fra le tante, fin da quando mi sono laureata a Udin, il tema il mood di lavorare, di gestire, di valorizzare, come si dice a Rescumò, le risorse naturali è stato sempre
è un balin. Sin parzare chianive e sottfugè. Furio Bianco, quando l'hai conosciuto io, l'hai conosciuto un po' meglio, a Siere appena trasferito dall'Università di Trieste che di Udin e era venuta a stare in Chiarnia, era venuta a stare a Cassù, a Fugè, alla canonica di Fugè. E gli hai portato qui con me questo libro qui, che si chiama Comunità di Carnia, è il suo primo libro su Chiarnia, da fasi diversatis. È stato pubblicato nel 1985 in tune di si vessin di io di anche nome il prodotto editoriale come una roba del genere non si faceva mai più. E al conte la storia das villes, la storia das comunità. E questa qui è un libro che ha, si può dire, senza essere smentiti, rivoluzionato la storia della Chiarnia, la storiografia della Chiarnia. Perché era al confronto di una letteratura accademiche europee in quel momento lì e metteva i fiersi naghe su tante questioni e che dalla valorizzazione, non come da sfruttamento, come si dice, dai boschi, das monts, che noi chiamiamo come malghe. E lì, per la prima volta, in maniera molto clara, veniva fuori il bredei, il glamuccio che si fa su, considerando che sono le villes, le comunità che hanno il diritto di poter operare queste risorse qui, i marchiadanti e la int che di queste risorse ha di vivere. Tu hai lavorato per da buon per tanti anni in gli archivi di Chiarnie, Sgarfante, che è la sua storia. Chiarnie che per altri è la tua tierra mare, perché tu vieni di Ville. Ma tu che hai queste voglade, in c'è che è stato il passato, che pensi tu che potrà essere l'avvenire per queste terre? L'avvenire dalla Chiarnie è complicato, ma non pensi di essere in grado di dirlo e nessuno è in grado di dirlo. Le premesse per la migliore a non saressin. Però non si può, come si dice, mettere in ipoteca che sarà. Questo è un fatto per tutti e per tutti. Si può però provare a fare un ragionamento su ciò che può dare a essi la ricerca e storiche della Chiarnia, sulla Chiarnia. E su questo a meritare fatto un ragionamento largo che però ha di impegnare tutti. D'accanto alle istituzioni chiarniere, se non nome dall'Università del Friuli o in generale dal mondo accademico. E su questo in qualche maniera posso provare di questo. Le istituzioni culturali in Chiarnia storicamente sono tanto attive, lavorano in tanto, come che succede spesso in Chiarnia e in generale in Talamont, in tutto l'arco alpino, non ho nome a chi lavorano da spesso besoles e questo è un limite. Quando però arrivano a mettersi d'ogni e a Falk di Sest, tutti insieme a Sciluiot bene e c'è che al dato fuori al resto del tempo. Si può suggerire un tema di ricerca che dalla demografia storica e in qualche maniera di capire che la popolazione è cresciuta, la rende avanti, si è maridata e lasciando qualcuno dopo di loro, c'è tanto importante di recuperare. No, per capire tanto che era un viaggio e c'è tanto braschi che non vuol dire nulla, ma tanto di più per capire che sta in davanti e lì che la rin.
ossia in compagnia di Mauro Pascolini, docente di geografia all'Università del Friuli e con di più delegata dal rettore per il progetto Cantiere Friuli. Un progetto da sicuro che al presente c'è tante sfide, ma credo che sia anche una buona occasione per il territorio. E allora, cerchiamo di capire meglio, ci motiva in Sud questa idea? Allora, questa idea in Sud 4 anni fa, quando l'Università di Udine riguardava il 40ennale di fondazione. Ho venduto idee, come che si sa, che l'Università di Udine in Sud da spo dal terremoto, con le leggi sulle ricostruzioni, e voluto confuarci dal popolo furlan, che anche so destendis e tesbarachis aveva tirato su 220.000 firme per l'Università del Friuli. Allora l'Università ha detto, se al popolo furlan ha voluto confuarci all'università, dopo 40 anni l'università ha dato anche al popolo furlan. E quindi c'è tanta spirit di ricostruzione, tornare idee, progetti, per stimolare soprattutto chi che hanno in mano l'economia, le politiche e le società a fare dei robe con quel spirito per tornare a ricostruire il Friuli. Venendo proprio di Avigny, ci pensi a lui che si rapporta anche con i studenti? C'è Avigny può di nuovo dopo una volta gli SUZ dell'Università del Friuli? Poi di tante possibilità, nel senso che l'Università del Friuli, come le università, prepara in diversi campi i giovani. No? A volte si dice che chi che lavorano o che si preparano in campo umanistico non hanno massa lavoro, hanno difficoltà, però secondo me hanno una marcia in poi perché imparano a ragionare e hanno strumenti per lei una vera ben che è attorno. Ad esempio le geografie, no? Che ci dicono ma le geografie non con 20 anni, no, dove hanno il GPS, dove hanno Google, per cui no, si sa subito le calè. Ma le geografie non è poi sapere le che si è. È importante sapere le che si è, ma conoscere le che si è. E quando io cerco anche tra i miei corsi di dare strumenti, perché lei quando si c'è l'attore dice ma qua c'è ieri, c'è saraial, dice l'uomo c'è il fatto per costruire queste in italiano può dire queste dimensioni spaziali, però io dico queste dimensioni dal look e le parole look in furlan è bellissime perché le case proprio le proprie stanze, ma l'ulde anche paese e l'ulde anche territori più grandi che è, no? Quindi è multidimensionale e questo è proprio che ha l'importanza fondamentale del significato di essere e di vivere in un posto. Allora se tu si senti di vivere in un posto, tu farai di tutto per restare e per aiutare che questo avere un futuro. E io credo che gli studenti di università possono velo.